Studenti del Depretto di Schio che sono venuti qua in maniera autonoma senza professori. Bravi! Siamo qui a rappresentare gli studenti e le studentesse delle classi quarta e quinta EA dell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali dell'Istituto Tecnico ITIS Depretto di Schio. Nel corso degli ultimi 2 anni scolastici, le nostre classi hanno aderito al progetto FAS One Health, che ci ha dato modo di approfondire la tematica dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche. L'attività che stiamo svolgendo, FAS fuori dalle scatole, riguarda gli imballaggi utilizzati a contatto diretto con cibo da sporto, spesso acquistato da noi studenti, che potrebbero contenere FAS. Per questo motivo stiamo contattando le aziende produttrici chiedendo loro informazioni riguardo alla composizione chimica di questi prodotti, con lo scopo finale di proporre nel nostro territorio imballaggi alimentari FAS free. Ma perché questo progetto a scuola? Perché persone della nostra età dovrebbero interessarsi a questo problema? Conoscere la pericolosità di tali sostanze, la loro persistenza, la loro grande diffusione, ci ha portato a capire che nessuno può rimanere indifferente e passivo davanti ad un inquinamento ambientale così esteso e grave. I dati rivelati in questi giorni da Greenpeace sono oltremodo allarmanti. Dimostrano che nelle acque potabili di molte città italiane sono presenti queste sostanze, compresi FOA, cancerogeno certo, e PFOS, cancerogeno probabile. I danni causati alla biosfera sono incommensurabili. I FAS, grazie alla loro natura chimica, sono altamente persistenti e pertanto si sono diffusi ovunque, anche in ambienti dove non ci sono sorgenti di emissioni, dai ghiacci del Polo Nord fino all'altopiano del Tibet. Come ci ricordano i numeri scritti sulle magliette delle mamme no FAS, i cui figli hanno nel sangue concentrazioni elevate di sostanze che non dovrebbero neppure esistere. La contaminazione da FAS ci nega il diritto ad avere un futuro in salute e a pagarne il prezzo più alto sono i giovani e le generazioni future. Anche in questo caso, come per i cambiamenti climatici e in generale per ogni tipo di inquinamento, le conseguenze più pesanti ricadono su chi non ha nessuna responsabilità di questo disastro. A tale proposito è opportuno richiamare l'articolo 9 della Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. E l'articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. La vicenda Miteni evidentemente non ha insegnato nulla, considerando che gli impianti per la produzione di FAS, che erano a Trissino, sono stati ora portati in India. Mentre la bonifica dei territori contaminati su cui sorgeva l'azienda rimane ancora un miraggio, in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione italiana, che recita: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Pagheremo non solo con la salute, ma anche da un punto di vista economico. È stato infatti stimato che il costo per la bonifica nella sola Europa richiederebbe una spesa di circa 100 miliardi di euro l'anno per un totale di 2.000 miliardi di euro per i prossimi 20 anni, con risultati peraltro non certi. Poiché la maggior parte di queste sostanze sono ancora resistenti ad ogni tipo di trattamento, compreso il calore, dove dovremo metterle finché non avremo scoperto una modalità efficace per la loro degradazione? Sulla base di queste considerazioni e in qualità di cittadine e cittadini esigiamo di essere ascoltati dalle istituzioni italiane e europee. Appellandoci al rispetto degli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione italiana e all'osservanza del principio di precauzione stabilito dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, chiediamo agli adulti di oggi di impegnarsi a cambiare strada, affrontando questo grave problema attraverso l'immediata messa al bando della produzione di sostanze perfluoroalchiliche, con l'unica eccezione nel settore medico fino a quando non saranno disponibili soluzioni alternative rispettose della salute e dell'ambiente. La bonifica delle matrici ambientali e i siti inquinati a spese dei responsabili, in base al principio chi inquina paga.
il finanziamento alla ricerca di modalità efficaci per la degradazione di FAS ancora presenti nell'ambiente e il finanziamento alla ricerca di sostanze alternative rispettose dell'ambiente e della salute. Chiediamo sia rispettato il nostro diritto di avere un futuro da vivere in un ambiente sano. Bravo!